Buongiorno in diretta da Focus TG. Andiamo subito a San Martino di Venezia, siamo in provincia di Rovigo dove c'è stato l'ennesimo incidente sul lavoro, un'altra tragedia. A perdere la vita è stato un operaio di 47 anni, Mirko Furlin, che è precipitato dal tetto di un'azienda dove stava lavorando. In diretta Chiara Gaiani con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, con il collega Sandro Ponchio ci troviamo proprio all'esterno della cooperativa produttori mais di San Martino di Venezia e la tragedia è avvenuta su un silos all'altezza di circa 8 metri. Erano le 14:30 di ieri pomeriggio. L'uomo Mirko Furlin, come dicevi, era partito dopo pranzo dalla sua casa di Monselice per raggiungere questo posto dove con un collega stavano eseguendo dei lavori di manutenzione in altezza. Era dipendente di una ditta di Piacenza d'Adige, siamo in provincia di Padova, qui ci troviamo in realtà ai confini tra Padova e Rovigo. Che cosa è accaduto? Forse l'imbracatura non ha tenuto, di sicuro è precipitato Mirko Furlin dall'altezza di circa 8 metri, una caduta che gli è stata fatale. Nonostante i soccorsi immediati prestati prima dal collega, poi qui è arrivato il SUE, ma sono arrivati anche i vigili del fuoco. Per Mirko Furlin non c'era più niente da fare. Una tragedia che colpisce duramente il Polesine, dove una settimana fa un giovane di 29 anni, pensate era anche un giovane papà, ha perso la vita schiacciato da un macchinario venuto a taglio di po'. Si chiamava Luca Domenicale la vittima, quindi 2 vittime nel giro di 7 giorni, un numero che fa del Polesine probabilmente la provincia del Veneto dove è più pericoloso uscire di casa per andare al lavoro. Un Veneto che registra un dato impressionante di incidenti, di vittime sul lavoro. L'anno scorso da gennaio a settembre erano state 53, quest'anno si piangono 87 vittime. Sulla morte di Mirko Furlin è stata aperta una indagine dalla Procura di Rovigo, il silos è stato posto sotto sequestro. Questa mattina ha accettato di parlare ai nostri microfoni il figlio di Mirko Furlin, Alessandro, che racconta questa tragedia che ha colpito la loro famiglia, arrivata improvvisamente nel pomeriggio di una giornata che doveva essere una giornata normale, quando alle 4:30 ha ricevuto la drammatica chiamata da parte dei carabinieri. Allora vi lascio la testimonianza che con il collega Sandro Ponchio abbiamo raccolto, poi direttore la linea può tornare a voi. La perdita così dal giorno all'altro non me lo sarei mai aspettato, perché fa male, cioè non so neanche come reagire in questi casi. Come ha saputo della notizia? Suo papà era uscito per andare al lavoro come faceva sempre? Esatto, e mi hanno chiamato i carabinieri, io ero al lavoro e alle 4:30, alle 5:30 sono andato lì e pensavo fosse qualcos'altro, invece mi hanno detto della mancanza di mio papà e non sapevo come fare, come reagire, cioè, non sto ancora realizzando bene quello che è successo e non saprei. Era un operaio esperto, suo papà lavorava spesso a quelle altezze. Per quello sì, è sempre stato un lavoratore, ha sempre lavorato bene, sapeva il suo, era intelligente, niente da dire. Mi sembra strano che sia finito tutto così, d'improvviso, mi sembra strano. È difficile da accettare, infatti anch'io speravo che magari ieri sera tornasse a casa, perché anche per dire il mio cane era lì che aspettava, giustamente ogni sera alle 6, 6:30 tornava e l'aspettavamo, ma non ha fatto ritorno. Purtroppo un altro incidente sul lavoro e bisognerà chiarire le cause della morte di 2 maratonetti che sono stati trovati morti a Vicenza nel loro letto, 2 casi nella stessa squadra.
ci sarà un'autopsia sul corpo del runner Alberto Zordan. Ci sono i dubbi della famiglia dell'uomo di 48 anni che è stato trovato senza vita il 2 novembre, stava bene ed era scrupoloso, dicono i parenti. Il 13 ottobre il decesso simile della compagna di squadra Anna Ziglio di 39 anni, così ha titolato il Corriere del Veneto. Tragedia della strada ieri sera a Conegliano, dove il 67enne Bruno Tomasi ha perso la vita nello schianto della sua auto contro un'altra autovettura sulla quale si trovavano due ventenni, entrambi vittoriesi. Purtroppo inutili soccorsi con il medico e gli infermieri del SUN 118 intervenuti sul posto con ambulanza e auto medica. Sono intervenuti in via Calapena anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Conegliano per ricostruire la dinamica, e più tardi ci collegheremo in diretta con Ilaria Marchiori, perché a San Donà di Piave un'auto è finita in un canale, c'è un'altra vittima. E resta in gravi condizioni la 17enne che ieri pomeriggio si è introdotta con un altro minorenne nell'ex caserma sommergibilisti all'Arsenale di Venezia, precipitando per 6 metri dal primo piano per il cedimento del pavimento della struttura diroccata. A chiamare i medici del SUEM è stato l'amico minorenne che era con lei. La ragazza è lì trasportata a Mestre, è grave, viste anche le gravi lesioni e contusioni interne. Sembra che i due ragazzini stessero esplorando zone e cantieri nascosti e abbandonati della città, e in questo caso si trovavano all'Arsenale. Sul posto con i vigili del fuoco anche gli agenti di polizia della questura di Venezia incaricati delle indagini. Ottenuto il nulla osta dalla procura, si svolgeranno domani alle 15 a Pederoba i funerali di Chiara Azzardo, la 18enne morta nel sonno improvvisamente nella notte tra il 24 e il 25 ottobre scorso. L'autopsia, come abbiamo detto in questi giorni, non ha sciolto i dubbi sulle cause del decesso, avvenuto per un arresto cardiocircolatorio dopo che la ragazza aveva assunto dell'ibuprofene datole dalla madre per un fastidioso male alla gola. Per questo saranno necessari esami tossicologici. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando la morte in conseguenza di altro reato, per ora senza indagati. Giovedì pomeriggio, nel frattempo, l'intera comunità di Pederoba si stringerà attorno alla famiglia della ragazza. Non risulta indagato il 68enne che ha sparato contro i rapinatori entrati nella sua abitazione a Gragnano Polesine, ferendone uno, e ancora caccia aperta ai banditi. Non è indagato il 68enne che ha sparato nella tarda serata di lunedì 3 novembre durante una tentata rapina nella sua abitazione a Grignano Polesine, frazione di Rovigo. La decisione arriva dalle disposizioni della nuova legge sulla legittima difesa. Dalle prime ricostruzioni della squadra mobile, una banda composta da 2 o 3 malviventi ha fatto irruzioni armate con il volto coperto nella casa dell'uomo. Nel corso dell'assalto, uno dei banditi è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal proprietario di casa. La procura di Rovigo, in una nota, ha precisato che si procede al momento contro ignoti per il reato in ipotesi accusatoria di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, dal travisamento e dall'irruzione in un'abitazione privata. La polizia ha già ascoltato il proprietario dell'immobile e alcuni testimoni, mentre proseguono gli accertamenti sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, il 68enne avrebbe reagito distinto dopo essersi trovato faccia a faccia con i rapinatori, esplodendo forse più colpi di pistola. Uno dei malviventi sarebbe stato colpito e ferito, anche se al momento non risultano persone ricoverate con ferite d'arma da fuoco negli ospedali del territorio. Su questo fronte, la questura di Rovigo ha diramato un'allerta alle strutture sanitarie della provincia, nel tentativo di individuare il componente della banda rimasto ferito durante la fuga. Dal sindaco di Rovigo piena solidarietà all'imprenditore di Grignano che ha reagito con un colpo di pistola all'irruzione dei ladri. Il primo cittadino è preoccupato per l'escalation dei furti.
È una vicenda molto triste che conferma che in città c'è effettivamente anche nelle frazioni qualche problema. Il sindaco di Rovigo commenta così la vicenda avvenuta nella frazione di Grignano Polesine, con il padrone di casa che spara all'indirizzo dei ladri, e come hanno fatto molti concittadini anche lei esprime solidarietà e comprensione. Voglio esprimere la mia totale, piena e illimitata solidarietà al signore che ieri sera è stato vittima di questa incursione in casa sua e che ha avuto questa umanissima reazione di difesa, di legittima difesa. Intanto nel Polesine e a Rovigo i dati confermano l'aumento di furti e reati predatori. La proprietà privata è sacra e questo signore non ha fatto altro che difendere se stesso e la propria famiglia. Mi risulta poi che fosse la terza volta che subiva questo tipo di affronto. Chi subisce dei furti in casa propria si sente violato nel proprio intimo. Credo che la reazione di questo signore sia la reazione più normale che ci potesse essere. Il primo cittadino invita ad avere fiducia nelle forze dell'ordine, molto presenti a Rovigo, e a denunciare sempre i reati e i comportamenti sospetti. Come atti concreti l'amministrazione ha dotato gli agenti della polizia locale di bodycam. Nei prossimi giorni attiverà il turno serale e ha avviato l'addestramento all'uso del taser. Li abbiamo dotati di bodycam, di taser. Sono tutti strumenti che aiutano anche i nostri uomini ad essere nelle nostre strade, nelle nostre città, nelle nostre frazioni. E dopo l'omicidio del luglio scorso, vari accoltellamenti e risse, furti e scippi agli anziani, l'ultimo nelle scorse ore in centro, il sindaco non si nasconde. Sì, sono preoccupata. Sono tutte ferite che segnano la percezione della sicurezza, ma non è solo la percezione della sicurezza qua che viene messa in discussione, è proprio, mi pare, di fronte a questi fatti, la sicurezza concreta, e quindi sono molto, molto preoccupata. Un fermo e una denuncia per l'aggressione al medico psichiatra Pierpaolo Urbani, che era stato rapinato di Rolex e braccialetto a Conegliano da due uomini. Andiamo in diretta da Lina Paronetto. A te, Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo al Comando Provinciale dei Carabinieri in via Cornarotta assieme al colonnello Stefano Mazzanti, che ringrazio, comandante del reparto operativo. Poco più di una settimana e i carabinieri sono riusciti a risalire a questi soggetti su cui vi eravate messi sulle tracce fin da subito, di fatto, grazie alle telecamere di videosorveglianza, grazie al Targa System, che è uno strumento che si rivela nuovamente molto importante. Allora, come dicevi direttore, un fermo, una denuncia. Chi sono questi soggetti, comandante? Buongiorno intanto e grazie per l'invito. Sì, si tratta di due soggetti, due giovani, un 26enne di origine marocchina e un 28enne di origine rumena, che sono stati riconosciuti come presunti responsabili della rapina grazie, appunto, come lei diceva, alle immagini di sorveglianza che ci hanno restituito di uno, il 26enne, scusatemi, il volto, degli altri gli abiti che indossava. Sono stati fermati nel corso di un controllo casuale, possiamo dire, un controllo alla circolazione stradale, congiuntamente con la polizia locale di Conegliano, e sin dai primi accertamenti il 26enne, quindi il più giovane, è risultato comunque corrispondere alle fattezze di quello che aveva materialmente aggredito il dottor Urbani gettandolo a terra, mentre l'altro, grazie appunto alle fotografie, ai frame della videosorveglianza, era del tutto compatibile con quello che indossava una felpa di colore viola arancione con cappuccio e le scarpe da tennis, da ginnastica, e quindi sulla scorta di questi elementi, d'accordo con la Procura della Repubblica, anche in conseguenza dei precedenti specifici di questi soggetti, abbiamo operato il fermo nei confronti del 26enne perché era comunque domiciliato all'estero e quindi pericolo di fuga, mentre nell'altro, non potendo operare il fermo per la mancanza dei presupposti, essendo residente in provincia di Verona, abbiamo proceduto alla denuncia in stato di libertà. Senta comandante, qui parliamo di persone appunto con precedenti specifici, lo ha appena detto. Il cittadino marocchino in particolare era già noto per un episodio analogo avvenuto a marzo dell'anno scorso a Venezia, quindi parliamo di professionisti, tra virgolette, di questo genere di reati che non avevano lasciato il territorio quasi con un senso di impunità.
Sì, allora intanto possiamo dire che già dalle prime indagini avevamo notato che la famosa autovettura con targa spagnola che poi è risultata coinvolta nell'attività delittuosa era presente già dalla mattina del 27, non necessariamente nei confronti del dottor Urbani, ma probabilmente proprio per la loro indole criminale stavano cercando una potenziale vittima. In questo caso il dottor Urbani è rientrato nella sua abitazione, quindi hanno provveduto in un momento di distrazione a aggredirlo e rapinarlo. Sì, come lei diceva, sono soggetti che abbiamo verificato hanno lo stesso modus operandi, quindi operano nei confronti di persone anziane che hanno una minorata difesa e che quindi sono più facili da aggredire e da soverchiare. Ecco, ultima cosa, avete effettuato degli accertamenti anche su un terzo soggetto che però al momento è risultato estraneo all'episodio. Sì, abbiamo verificato che il soggetto che guidava l'auto su cui sono stati fermati aveva comunque precedenti specifici, però per quanto riguarda l'auto, come dicevo, con targa spagnola, non avevamo il viso e nessun elemento per poter dire che era lui, quindi mancavano tutti i presupposti. Al momento è risultato estraneo alla vicenda. Grazie al colonnello Stefano Mazzanti, come sempre. Il collega Nicola Marcato a Conegliano ha raccolto questa mattina la reazione, il commento a caldo della vittima di questa rapina, il dottor Pierpaolo Urbani, che ha naturalmente espresso soddisfazione e anche in qualche maniera stupore per i tempi rapidi con cui si è arrivati alla soluzione di questo caso, che aveva destato anche un certo allarme sociale naturalmente nella stessa Conegliano, e che vi proponiamo. Quindi io vi lancio questa intervista salutandovi dal comando provinciale dei Carabinieri con Edoardo Paris e naturalmente col colonnello Mazzanti. Grazie a voi. Non avrei scommesso neanche l'unghia del mignolo destro o sinistro, che fosse così andata a buon fine, diciamo, l'operazione, perché pensavo quelli là non li si vedono più. La macchina mi avevano detto che era stata avvistata a Domodossola, da quelle parti là, e quindi addio. Era un Audi argento metallizzato o una Skoda argento metallizzata. E i carabinieri sono stati non bravi, bravissimi. Ecco, perché nel riconoscerli nella fotosegnaletica e nell'agire loro non avrei scommesso, ripeto, l'unghia di un dito sinistro che sarebbero stati presi in tempi così celeri, così rapidi. Io sono molto pessimista perché reputo che fra 8 giorni siano già fuori. E quindi ci ritroviamo lo stesso a piede libero, latitanti, in contumacia. Questo poi era già stato condannato, era un latitante, e quindi fra 8 giorni verrà messo fuori. E ripeto, sono pessimista perché lo Stato di diritto credo che ancora non esista in Italia. E sul fronte dei furti continuano queste razzie all'interno delle abitazioni di tutte le nostre province, ogni giorno ne diamo conto. Per fortuna le forze dell'ordine riescono, pur avendo mezzi inadeguati, ad intercettare queste bande e a procedere con arresti. Sono stati arrestati 2 albanesi che appunto si dedicavano a furti e rapine. Sentiamo i particolari da Federico De Rossa della nostra redazione di Pordenone. A te, Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati, comandante delle Porine. Innanzitutto complimenti per questa maxi operazione da parte di tutto il gruppo Media Nord-Est. Infatti sono stati arrestati 2 cittadini albanesi ritenuti responsabili di almeno 13 furti in ville del Nord-Est. Come si è sviluppata innanzitutto questa indagine molto articolata? Sì, grazie. È un'attività partita da un furto in cui dei vicini di casa avevano individuato un'autovettura particolare, un'autovettura veloce, di cui abbiamo iniziato a tracciare i movimenti e piano piano, con un'attività investigativa meticolosa e importante, a risalire a 13 furti commessi tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qual era il modus operandi, se ce n'era uno, della banda appunto?
La banda si muoveva utilizzando macchine rubate di grossa cilindrata, mezzi potenti, vi apponeva targhe rubate di altre autovetture o contraffatte, raggiungeva zone residenziali, villette, ville isolate in orario pomeridiano e serale con il primo buio. Lì l'autista rimaneva in macchina, in collegamento però con radio walkie-talkie con la squadra che scendeva a commettere i furti, che erano di solito gli altri 2 o 3 componenti del gruppo. Sì, diciamo dei furti quindi ben studiati da questa banda, considerato che comunque sono stati commessi e si sono verificati in diverse province del nord Italia. Come si è articolata la collaborazione tra i vari comandi dell'Arma sul territorio? Tra i comandi c'è costantemente uno scambio informativo e ci teniamo in contatto e comunichiamo mettendo insieme gli elementi che vengono di volta in volta raccolti sui vari territori e che qualche volta come un puzzle possono alla fine portare a un disegno completo. Comandante, come ultima domanda, l'avevamo detto all'inizio, 2 cittadini albanesi sono stati arrestati, però in questi ultimi minuti, in queste ultime ore si sta parlando anche di altri 2 presunti complici che sono in fuga. E le indagini a che punto sono su questo fronte? Sì, il gruppo che abbiamo attenzionato era composto da 4 persone, da 4 soggetti, 2 sono stati assicurati alla giustizia, gli altri 2 li stiamo ricercando attivamente. Comandante, grazie, complimenti ancora e buon lavoro. Grazie. Grazie ancora. Da Pordenone è tutto, a te in studio. Grazie Federico De Rossi, all'Arma dei Carabinieri. Ne parliamo ogni sera di furti nelle nostre province, non solo in Veneto ma anche in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo cosa ha detto ieri sera tra gli altri ospiti Ivano Tolettini, che è stato per anni cronista di Nera del Giornale di Vicenza. Questo senz'altro è vero, comunque visto che dobbiamo comunque l'analisi basarsi su dei dati, indubbiamente c'è un aumento, c'è una recrudescenza del fenomeno della cosiddetta microcriminalità, che poi quando uno subisce un furto, un'aggressione micro non è tanto. Negli anni scorsi abbiamo avuto tantissimi casi, tanti casi in cui poi le vittime hanno sparato. Mi ricordo il caso di Hermes Mattielli ad Arsiero, che dopo addirittura venne condannato anche a un pesante risarcimento. Prima ricordavi la Guardia Giurata che è stata recentemente graziata, il caso Stacchio. Questo per dire che il nord-est da circa 25-26 anni è teatro di continue predazioni da parte di bande spesso che vengono dall'est, come ricordavi prima, ed è un problema particolarmente pesante. Tra l'altro, oltre a questo, i dati ci dicono anche che c'è un aumento del fenomeno della criminalità giovanile infradiciottenne. Abbiamo il caso di Treviso addirittura, che è 101esima come provincia italiana per i reati, ma addirittura invece è prima per l'incremento della criminalità giovanile. Spesso sono figli di immigrati di seconda generazione. Insomma, qua indubbiamente la popolazione è scossa. Bisogna intervenire a livello legislativo, lo si dice spesso in questi casi, però mi pare che bisogna mettere mano alla condizionale con tutto quello che comporta. Mi rendo conto che è un tema delicatissimo, però se vogliamo evitare, perché ormai per l'opinione pubblica passa che vengono presi e subito vengono rilasciati, bisogna introdurre delle norme per i reati predatori. C'è già stato un incremento negli anni scorsi, ma che riguarda l'effettiva carcerazione. Qua il compito però spetta alla politica, perché altrimenti le forze dell'ordine sono sprovviste di elementi e di strumenti oggettivi. Così Ivano Tolettini ieri sera a Focus, ovviamente è un trauma il furto in casa. Pensate a una ragazzina che si è trovata faccia a faccia con i ladri. Abbiamo parlato ieri con il padre che ha detto che sua figlia è terrorizzata.
Sua figlia come sta adesso? Bella domanda, lo vedremo nei prossimi giorni in poi. Era terrorizzata. Ha urlato tutta la sera. No, non è accettabile, non è più accettabile una situazione del genere. È ancora scosso il papà della ragazzina che si è trovata faccia a faccia con i ladri mentre cercavano di entrare in casa dopo aver forzato la finestra del bagno. Il papà era appena uscito per accompagnare in palestra l'altro figlio, neanche il tempo di arrivare agli impianti sportivi che riceve la chiamata della giovane. E ricevo una telefonata di mia figlia che urla, disperata, dicendomi ci sono i ladri in casa. E vabbè, lì faccio retromarcia alla velocità della luce, torno a casa e trovo mia figlia nella completa disperazione, insomma. Quindi sua figlia si è trovata faccia a faccia con i ladri? Stava cenando, sente dei rumori sul retro, dà per scontato che sia io che chiudo l'oscurante prima di partire. In realtà ero partito 30 secondi prima e quindi si dirige verso il bagno, trova l'oscurante aperto, la finestra chiusa e due ombre al di là della finestra che cercano di scassinare la finestra perché avevano già scassinato l'oscurante. E lei si è messa a battere contro il vetro per farli scappare. Per fortuna si è inventata la scusa, ha cominciato a urlare papà scendi perché ci sono i ladri, e loro si sono dileguati, hanno saltato la rete, poi hanno attraversato un'altra abitazione e sono andati a fare immediatamente dopo qualche minuto altre due spaccate. Quello nella casa di questa famiglia è l'episodio più inquietante della notte di fuoco vissuta a Pero di Breda di Piave, dove i ladri hanno preso di mira una quindicina di case dalle 18:30 alle 21 tra via Marche, via Vicinale Marche, via 11 febbraio, via Code, via Cucchetto. Nonostante mezzo paese fosse sceso in strada e fossero arrivati i carabinieri, i malviventi hanno continuato a colpire spostandosi da una via all'altra. Scene da Far West, sinceramente qualcosa bisogna fare perché così non si può vivere, soprattutto a -20 alle 7 della sera, quindi quando la famiglia si riunisce, quando l'emozione è ancora tanta, insomma. Servizio intervista di Marta Marangon e a Pero di Breda di Piave, altri colpi messi a segno con queste bande che passano da una via all'altra. Sentiamo. Sono andate direttamente in camera, in cameretta, in bagno e non c'era niente al suo posto. Sono venuti fuori anche i carabinieri, ma mentre firmavo il verbale li hanno chiamati da un'altra parte a 500 metri da qua che stavano andando dentro su un'altra casa. Nel racconto di questa signora, che ancora scossa preferisce non essere ripresa, la cronaca di quanto accaduto ieri sera a Pero. I ladri, almeno 3 persone, forse un quarto basista in auto, hanno battuto a tappeto la frazione di Breda di Piave, saltando come caprioli le recinzioni e correndo nei campi si sono spostati da una via all'altra man mano che venivano scoperti. In paese è attivo il controllo di vicinato comunale, più altre chat delle singole vie, ed il tam tam tra i residenti che hanno lanciato l'allarme è stato immediato, vista anche l'ora. Da via Marche, dove hanno scassinato le finestre di 3 case lasciando tanta paura ma senza riuscire a rubare nulla, si sono spostati in via Vicinale Marche e qui un colpo è andato a segno. Poi attraverso i campi sono andati in via Code, scassinando altre 3 abitazioni. In questa villetta hanno messo a soqquadro le camere da letto, mentre i proprietari erano in cucina. In quest'altra casa l'effrazione è stata interrotta dalla padrona, allertata dalla chat del vicinato. Si seguiva il tam tam di chat, si avvisava, per cui si seguiva anche il percorso di questi benefattori. E improvvisamente mi è venuto il raptus e sono scesa, e quando sono scesa ho notato che la finestra aveva la maniglia messa in maniera strana, che non era come l'avevo lasciata io. E si erano già preparati la via di fuga da un'altra finestra bloccando la persiana. Non contenti, hanno forzato la villetta vicina. Sono entrati nella casa degli zii, abbiamo visto che non hanno fatto tanti danni rispetto invece allo scorso anno, che sono entrati anche lì 2 volte ancora, perché adesso la casa è momentaneamente disabitata. E quest'anno non hanno fatto niente, ovviamente non hanno trovato niente, hanno solamente tolto dei quadri perché pensavano magari che dietro ci fossero delle cassaforti. Da noi poi hanno scavalcato la rete e sono andati dai vicini
e lì hanno cercato di aprire la finestra e però poi non ce l'hanno fatta e sono stati beccati, ecco, e sono scappati, però hanno fatto tantissime case nella nostra via e anche in quella di fronte. Altra esperienza di faccia a faccia con i ladri in via 11 febbraio. Allarmata dal rumore, la proprietaria si è trovata di fronte 2 individui che avevano già forzato la finestra del bagno al primo piano, colpo riuscito anche in via Cucchetto, dove nonostante la presenza dei proprietari i ladri sono riusciti ad arraffare i preziosi di famiglia per poi dileguarsi nell'oscurità. E sentiamo anche cosa ha detto il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole, che parla di una comunità in guerra. Sentiamo. È come se fosse scoppiata una guerra, erano avvisi, io li leggevo attraverso il controllo del vicinato, attraverso persone che poi mi hanno chiamato direttamente, ma chiaramente ero in contatto con le forze dell'ordine, era un ripetersi di casi, di tentativi, io non lo so che cosa abbia portato queste persone ieri sera, fortunatamente da un certo momento poi se ne sono andati, però nel frattempo hanno lasciato troppe tracce, troppi tentativi sul nostro territorio, sì. Siamo stati flagellati ieri sera. Io ho cercato di far arrivare più pattuglie possibili, perché giustamente se stanno rilevando delle frazioni, però avere altre pattuglie che girano il territorio, visto quello che stava capitando, perché siamo stati purtroppo abituati, e dico abituati a denti stretti, ad avere il caso o i 2 casi, ma la ripetizione di ieri sera sembrava veramente una guerra. Andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e dall'operatore Stefano Bozzi, perché addirittura il Comune ha deciso di riaccendere i lampioni. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così. I lavori per l'efficientamento energetico e per la sostituzione delle lampade attualmente presenti sui lampioni di tutto il Comune di Belluno verranno sostituite da luci a LED. Questo garantiranno certamente la riaccensione dell'illuminazione pubblica nell'orario notturno fra le 2 e le 5. Da 3 anni la città in quella fascia oraria resta al buio, decisione assunta dal Comune di Belluno proprio al momento, all'atto del suo insediamento, per motivi di bilancio, per il risparmio energetico. Certo, questa cosa ha creato un po' di disagio nei cittadini che sono come dire, convinti, hanno percezione che la loro sicurezza sia messa a rischio. Di furti ce ne sono stati in questi giorni, ve ne abbiamo parlato nel telegiornale anche ieri sera, ce ne sono stati 3 furti, 2 tentati, un inseguimento da parte dell'Arma dei Carabinieri, una nottata di tensione fra Belluno e Ponte nelle Alpi. Però diciamo così che anche per i malviventi, visto che Belluno è tuttora, e lo confermano anche le recentissime classifiche del Ministero dell'Interno, resta una provincia assolutamente sicura. Però insomma riaccendere le luci è un bene, vero Vice Sindaco? Voi ci state lavorando da diverso tempo. Sì, intanto sicuramente no, è un bene, deve essere così perché deve dare un servizio ai cittadini ed è chiaro che devono essere le luci essere accesi anche oltre che per sicurezza, anche per un decoro. Quello che volevo dire è che 5.500 punti luce, un risparmio del 75%, siamo riusciti ad arrivarci anche per merito del fatto di aver chiuso per 3 ore la notte in questo periodo qua, perché prendiamo atto che da 0,76 euro a kilowattora oggi siamo arrivati a 0,32 euro a kilowattora, 0,34, ed è chiaro che questa cosa ci ha dato la possibilità di mettere via e mettere a regime un bilancio che altrimenti andava fuori dalle righe. Questo nostro lavoro, che è un lavoro, ripeto, di un anno e mezzo che stiamo facendo con Edison, e sono orgoglioso per me, ma per la città, di essere arrivato a questo punto. Quando è che si concluderanno i lavori? Febbraio, entro febbraio i 5.500 punti luce verranno cambiati totalmente, man mano che vanno avanti saranno accese logicamente le luci. Ecco, mano a mano quindi che si va avanti e che i cantieri procedono, sono già iniziati in sinistra a Piave, che è la zona maggiormente attenzionata in questo momento anche dalle forze dell'ordine, verranno riaccesi i lampioni, questo per sicurezza. Direttore, prima di concludere ti lascio con una notizia fresca che è arrivata poco fa in redazione, che arriva dalla questura di Belluno. È stato identificato e denunciato un uomo di bellunese di mezza età che è stato denunciato
per danneggiamento perché con la sua pistola d'aria compressa detenuta pare legalmente si dilettava a sparare contro le auto parcheggiate in una via in un quartiere di Belluno. È tutto, gli aggiornamenti nel telegiornale di questa sera, ti posso restituire la linea. Grazie molte Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi da Belluno. Adesso invece andiamo in diretta a San Donà di Piave da Ilaria Marchiori, perché un'auto è finita in un canale, purtroppo è morto il trentenne che era alla guida. A te Ilaria. Nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui lungo via canale navigabile a San Donà di Piave, all'incrocio, come vedete dalle immagini, con via Brusade, perché ieri sera intorno alle 21 è avvenuto questo incidente in cui ha perso la vita Hussam Mansour, 31enne di nazionalità marocchina, che si trovava accanto al proprietario dell'auto che guidava. Infatti che cos'è successo? Specifichiamo innanzitutto che la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine e dei carabinieri intervenuti sul posto, perché non è ancora molto chiara. Vi spiego il motivo. Questa è una strada chiusa, l'auto è caduta da questa parte, vedete ci sono ancora i segni delle gomme qui sulla terra che era umida, ed è entrata in acqua. Si vedono ancora le scarpe lì poco prima del canale. Il ragazzo 33enne del posto che era alla guida è riuscito a liberarsi, ha chiesto aiuto ad alcuni residenti che sono intervenuti per cercare di liberare il 31enne, ma poi non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, anche col personale dei sommozzatori di Venezia. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, è intervenuto anche lei il soccorso, ma dopo poche ore è morto. Non si capisce se l'auto sia entrata direttamente, anche perché la strada, ribadisco, è chiusa, ci sono delle transenne, ma non c'era motivo di entrare lungo questa strada, oppure se sia stata effettuata una retromarcia, ma ovviamente ripeto, la dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. Vero è che i residenti da tempo chiedono che questa strada venga illuminata, perché è completamente buia. Qui insieme a me c'è il presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Massimiliano Rizzello. Grazie per essere qui con noi. Che può dirci qualcosa in merito a questa illuminazione che non c'è e che i residenti chiedono? Una persona ci ha detto addirittura da 40 anni. Sì, salve, buongiorno a tutti quanti. Intanto, prima di tutto, quello che è successo è un dramma, che è la cosa principale purtroppo che conta in questa cosa, è che ha perso la vita un ragazzo di 30 anni e questa cosa insomma non va assolutamente bene. Ci dispiace e chiaramente facciamo le condoglianze ai suoi familiari per questa tragedia che è avvenuta. L'illuminazione, sì, come dice, purtroppo questa è una strada tra l'altro che non è aperta al traffico, è una strada chiusa, è una strada solo per residenti, per quelle poche persone che abitano all'interno qua. Questo non vuol dire che chiaramente non sia giusto magari illuminarla. Questa amministrazione, come dicevo prima, anche è su da 2 anni e mezzo e sta facendo tutte le valutazioni del caso eventualmente per poter fare anche questo tipo di intervento, come immagino che anche le vecchie amministrazioni abbiano fatto questo tipo di valutazione. E se non c'è ancora l'illuminazione non è ancora venuta è perché purtroppo la città è grande, ci sono tante situazioni e chiaramente cerchiamo, tutte le amministrazioni immagino cercano di fare il meglio che possono, ma purtroppo non arriviamo sempre ovunque, perché comunque bisogna fare anche i conti purtroppo con la parte economica che non dipende solo dai comuni, ma queste sono le solite, come una buona famiglia fino lì puoi arrivare, devi fare delle scelte e tante volte purtroppo le scelte magari non sono sempre riferite a dove succedono gli incidenti. Chiaro che qui la dinamica è molto particolare, le forze dell'ordine stanno valutando bene cosa è successo e aspettiamo le loro indagini chiaramente per dire poi effettivamente cosa è successo. Cosa certa è che è successa la tragedia e questo ce ne dispiace. Ecco, ovviamente sì, su questo ci
accordiamo anche noi, però quello che mi preme chiederle è di dire ai residenti se eventualmente avete intenzione in qualche modo di lavorarci oppure no. Guardi, come dicevo prima, la città è in continua evoluzione, quindi sicuramente tutte le valutazioni del caso le stiamo facendo, non solo per via Brusade ma anche per altri interventi, quindi stiamo lavorando per la città, questo posso dire. Grazie Massimiliano Rizzello, qui da San Donà è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e a Tommaso Migot per la parte tecnica. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso. State con noi perché avremo qui in diretta ospite il candidato presidente del centro-sinistra, presidente della Regione del Veneto, Giovanni Manildo. A tra poco. Il 23 e il 24 novembre prossimi le elezioni regionali in Veneto. Saluto e ringrazio molto il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo. Buongiorno direttore, grazie a lei. Grazie molte. Allora, oggi è uscito un sondaggio sul Gazzettino che dà in testa Alberto Stefani, candidato del centrodestra. Mancano ancora molti giorni. Tanto sono sondaggi di cui che vanno tenuti presente, o i sondaggi, come si dice spesso, valgono per quello che valgono? No, i sondaggi vanno tenuti presente, non ci dicono nulla di nuovissimo, nel senso che il fatto che sia stata una gara a controvento è chiarissimo. Del dato del sondaggio mi interessa il 40% degli indecisi, cioè il 40% degli intervistati non ha ancora deciso, non sa se va a votare, quindi penso che in questi 15 giorni noi dovremo parlare in modo molto forte a chi non ha ancora espresso una preferenza. Sento comunque in questa campagna elettorale una voglia di cambiamento, la presa d'atto che è finita un'era, che l'epoca Zaia è finita, quindi ritengo che ci potranno essere delle sorprese e dobbiamo veramente lavorare, uno, perché ci sia una grande partecipazione al voto, e due, perché la nostra proposta di Veneto del futuro, di creare una visione, possa essere convincente per una maggioranza di veneti. Ecco, a proposito di campagne elettorali, notizia arrivata poco fa, Mamdani, nuovo sindaco di New York, è il primo musulmano. Il presidente Trump che aveva detto ieri: taglierò i fondi alla mia città se verrà eletto Mamdani, per ora non si è pronunciato. Diciamo che il presidente americano è una bella sconfitta. E proprio questo, avvocato, no? Una campagna elettorale martellante in mezzo alle strade con la gente, si è inventato di tutto, come spesso succede negli Stati Uniti. C'è bisogno anche di questo per... Ma io penso di sì, che ci sia bisogno. La campagna elettorale di Mamdani è stata eccezionale come capacità di interpretare il declino di una classe media, problemi sociali, economici, la difficoltà di creazione di futuro. E è stato un valido rappresentante, un valido interlocutore di queste aspirazioni. E quindi penso che sia una campagna elettorale molto importante, l'esito sia molto importante. Nel primo discorso Mamdani ha detto è una luce che si accende in un momento difficile. Ecco, ritengo che sia una bella risposta a molti problemi e a molte chiusure. Ovviamente poi ognuno cala le cose nella propria dimensione. Penso che anche noi qui in Italia, in Veneto, abbiamo bisogno di reinterpretare, ridare risposte a una classe media che è stata troppo spesso dimenticata. La classe media sta anche diventando in certi casi lavoratori poveri, quindi c'è un tema sociale anche in Veneto. Sembra che il Veneto felice, la narrativa del Veneto che non ha di questi problemi è finita. Io negli ascolti incontro molte persone, so anche lei direttore che con le rubriche delle sue reti si sta molto attenti a questo tema. Ecco, penso che la politica si debba far carico di una sempre maggiore diseguaglianza, capire quali sono le ragioni per cui c'è questa grande diseguaglianza e si diano delle risposte concrete per una creazione di un futuro migliore. Le campagne elettorali sempre di più dovranno essere incentrate su questi temi sociali. Tra l'altro, ecco, tra i detrattori di Mamdani c'è anche chi ha detto: ma ha fatto però troppe promesse,
si viaggerà gratis sugli autobus, a case a prezzi stracciati, insomma, no? Poi bisogna che alle promesse poi corrispondano anche dei fatti. E lei ha un programma che è stato definito 7 mosse per il futuro del Veneto, in questo caso, dove in effetti c'è una grande attenzione per il sociale e per le fasce più deboli. Sì, c'è una grande attenzione per il sociale, per le fasce più deboli, per la sanità pubblica che deve mantenere pubblica, ma c'è una grandissima attenzione per lo sviluppo economico, per la creazione di sviluppo, per sanare delle mancanze degli ultimi 15 anni di governo della Regione, dove la Regione non ha promosso quella necessaria alleanza tra Regione, enti locali, università, istituti di formazione e enti produttivi, piccole e medie imprese, artigiani. Ecco, ritengo che questa sia una grande mancanza. Abbiamo noi posto molto l'attenzione sul fatto che abbiamo perso 20 anni. L'Emilia Romagna, che non a caso è attrattiva per i giovani, non a caso sta crescendo a indici di produzione più alti di quelli del Veneto, è riuscita a riscoprire non solo la vocazione della Motor Valley a Modena, ma della Food Valley a Parma, a Piacenza, è riuscita a dare, grazie all'aiuto, alla condivisione di prospettiva tra università, enti locali, regione in primis e mondo produttivo, a creare uno sviluppo. La regione questo lo deve fare in modo molto forte, perché è una lettura degli ultimi giorni, si vede che l'indice di produzione, di produttività del Veneto per la prima volta è al di sotto della media nazionale. Penso che questo sia un tema fondamentale per poi parlare, come giustamente lei diceva, sull'attenzione al sociale, l'attenzione al lavoro sicuro, al lavoro dignitoso, ma bisogna guardare il tema da entrambi i punti di vista, quello della creazione di sviluppo e quello del lavoro dipendente, del lavoro che ad essa è collegato. E poi si innestano tutti i temi sociali. La Regione dovrà avere una visione e creare futuro, occupandosi di cose in cui per 15 anni non si è occupata. Ecco, senta, tra le 7 mosse, a proposito di lavoro, di imprese, c'è anche quella perché è un sostegno ai giovani che entrano nelle aziende, no? Sì, perché questo parte da un dato di fatto che è la fotografia di quello che dicevo prima. Dal 2011 ad oggi 48.000 giovani sono emigrati dal Veneto, sono andati via, sono andati o all'estero o in Emilia Romagna o in Lombardia, e non c'è stata una reciprocità, il Veneto non è stato attrattivo. Già questo dimostra che la narrativa ogni tanto è stata un po' autoreferenziale sul Veneto, perché non è luccicante come si racconta. Sono partito il 10 luglio dai ragazzi, i ragazzi a Padova mi hanno indicato delle priorità: casa, trasporti con biglietto unico, primo stipendio adeguato alle aspettative per poter far fronte al costo della vita. Ecco, partendo dall'ultimo punto, quindi dello stipendio adeguato, abbiamo proposto un'integrazione del salario d'ingresso con 500-600 euro al mese in più per 2 anni. Le modalità si possono trovare rafforzando il contratto di apprendistato, trovando altre modalità con la contrattazione di secondo livello, ma è importante dare un segnale ai ragazzi che si devono creare un futuro felice qui, un futuro felice in Veneto. Ecco, i ragazzi che poi hanno bisogno di trovare un'abitazione oggi è sempre più difficile, date diciamo, i livelli degli affitti, e tra le sue proposte appunto ci sono fondi extra agli ATER per le case popolari, che spesso sono introvabili e inutilizzate o addirittura chiuse, e poi gli affitti calmierati. Sì, il tema casa è proprio una delle 7 mosse, le politiche dell'abitare, creazione di un'agenzia regionale per la casa che in 5 anni disponga di 500 milioni di euro, 100 milioni l'anno per efficientare il patrimonio edilizio pubblico. Negli ultimi 15 anni si è assistito al progressivo aumento degli
edifici ATER-sfitti, siamo attorno al 30% di edifici di proprietà pubblica che non possono essere dati in uso alle persone, non possono soddisfare la domanda abitativa. Quindi la Regione deve iniziare con questa Agenzia regionale per la casa a dare l'esempio, efficientare immobili, a metterli nel mercato dell'abitare, perché in questo momento abbiamo offerte di immobili a prezzi molto alti e richiesta di immobili con capacità di spesa più bassa. È necessario che domanda e offerta si incontrino e la regia pubblica su questo è fondamentale. Poi ho visto una maturità molto forte da parte delle associazioni di categoria, che non solo i giovani mi hanno indicato la casa, l'abitare come priorità di intervento e come cosa per troppo tempo dimenticata negli ultimi 10 anni. Le associazioni di categoria dicono anche noi siamo pronti a fare la nostra parte per efficientare gli edifici, magari sospendendo il vincolo di edilizia residenziale pubblica in modo che possa essere affittato o dato in uso l'immobile anche non soltanto a chi ha l'indice ISEE della povertà sotto certi livelli, ma anche ai lavoratori poveri, cioè ai cosiddette persone che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine mese. Ecco, il tema della casa è una delle mosse, delle 7 mosse, probabilmente la più significativa dal punto di vista sociale ed economico del Veneto. Altra mossa importante è quella sulle rinnovabili, no? Abbiamo dei costi energetici astronomici, le famiglie, insomma le imprese guardano le bollette con i capelli ritti in testa a volte, perché ci sono dei livelli anche qui spaventosi. Che cosa è la proposta di utilizzare molto le rinnovabili? No? Sì, un'attenzione all'ambiente, alla transizione ecologica necessaria, non si può negare il cambiamento climatico, dobbiamo lavorare per la diffusione delle energie rinnovabili e cercare progressivamente di eliminare il fossile. Riprendo un'idea, una proposta di legge regionale fatta da un consigliere di opposizione, Arturo Lorenzoni, già in questa legislatura, per 1 kilowatt ogni abitante del Veneto in 5 anni. Se si riesce a far questo, ci troviamo con la direzione della Regione in sinergia con i comuni, riuscire ad avere, siccome siamo 4.850.000 i veneti, potremmo arrivare a 5 gigawatt di energia rinnovabile in 5 anni. Un buon inizio per poter innestare poi anche quel processo di innovazione economica sociale che sono le comunità energetiche, quindi la creazione di legami tra le persone, che si incomincia a riparlare di comunità, che insieme si dividono i benefici sociali, ambientali ed economici di questa rivoluzione verde. Ecco, penso che partendo da questi aspetti si possa incominciare a fare una politica energetica che tenga conto dell'ambiente ma anche delle necessità sociali ed economiche delle nostre famiglie. Ecco, Giovanni Manillo, a proposito di ambiente, noi è un territorio che è stato devastato da alluvioni e dissesti idrogeologici, molto spesso anche per una forte cementificazione, no? Quindi l'impermeabilità del territorio ha favorito queste calamità. Lei ha proposto sul consumo del suolo una nuova legge. Sì, perché la nostra legge regionale del 2017 si chiama Misure per il contenimento di consumo di suolo, è un titolo bellissimo, ma ci sono molte deroghe, è sotto gli occhi di tutti il fatto che il nostro territorio veneto sia uno dei più cementificati d'Italia. Anche il film Città di pianura ci dà questa fotografia assolutamente impietosa. È necessario fermare questo consumo di suolo, anche fare delle politiche oltre che di rigenerazione urbana, quindi costruire sul costruito, rigenerare, ma anche la cosiddetta depavimentazione, cioè il fatto di riuscire a creare dei boschi urbani, delle zone verdi anche nelle nostre aree urbanizzate, in modo da creare quella che si chiama l'ambientalismo scientifico. Legambiente lo definisce città spugna, quindi quelle città capaci di assorbire gli eventuali eventi eccezionali di alluvioni che purtroppo abbiamo visto nel nostro territorio in modo molto più frequente. Quindi è fondamentale avere
un rapporto di cura del nostro territorio, è necessario continuare con il percorso di costruzione dei bacini di eliminazione, il piano acque ne mancano 10 bacini di eliminazione, bisogna investire su questo e bisogna assistere i consorzi di bonifica in questa attività, perché molto spesso con poche risorse hanno supplito a questa necessità di lavoro infrastrutturale, quindi l'emergenza idrogeologica, l'attenzione al nostro territorio è fondamentale. Proprio di questi giorni poi si vede anche nel territorio bellunese l'attenzione sull'Alemagna, quindi dobbiamo stare veramente molto molto attenti, perché è sotto gli occhi di tutti che il nostro territorio per troppo tempo è stato maltrattato. Ecco, e poi Avvocato Manillo, la sicurezza, no? Noi anche ieri sera abbiamo dato conto di furti nelle abitazioni, oggi sono stati arrestati 2 albanesi che rapinavano le ville scendendo da macchine potenti, usavano il walkie-talkie, cioè qui ci sono organizzazioni criminali che la stanno facendo da padrone. Soprattutto manca, insomma, un controllo capillare del territorio. Cosa propone? Sono d'accordo con lei, infatti quello sulla sicurezza è prima delle 7 mosse. Ci abbiamo detto che la sicurezza è un tema che deve essere affrontato con serietà, senza slogan. È necessario, quindi non è né di destra né di sinistra la sicurezza, è proprio un tema, è una precondizione del vivere sociale tra le persone. È necessario, come dice lei, avere maggiori investimenti per gli organici di polizia, togliere il patto di stabilità per i comuni perché assumino più vigili. Purtroppo ho visto molto timido su questo e non ho visto misure concrete nell'ultima legge di bilancio del governo, perché non sono state stanziate nuove risorse per le forze di polizia, che sono risorse assolutamente necessarie. Sì. È necessario fare una politica carceraria nuova, perché il sovraffollamento delle carceri ogni tanto dà la possibilità che delle persone che dovrebbero invece scontare misure più gravi scontano misure alternative che invece non tengono conto della pericolosità sociale che queste persone possono avere. Quindi a fronte a questo aspetto, che è rispetto delle regole, certezza della pena, velocità nell'esecuzione della pena, è necessario poi affrontare anche il tema dal punto di vista della prevenzione, dell'educazione, del rispetto, percorsi anche sociali di prevenzione delle forme di violenza. Penso soprattutto ai fenomeni delle baby gang, dei ragazzi che stanno diventando tristemente famosi. Alla ribalta delle croniche abbiamo letto che Treviso è la città con il maggior numero in proporzione, in percentuale, di presenza di baby gang e di reati fatti da minori. Quindi è sicuramente un tema che deve essere affrontato in modo molto serio, anche con la necessaria durezza. Avvocato, l'ultima cosa, oltre alla sicurezza, poi è sempre, la fa da padrone anche nei talk televisivi, la questione della sanità, e ovviamente lei se ne sta occupando molto. Su che cosa bisogna intervenire in particolare? Perché ci sono tanti problemi. È la prima delle 7 mosse. Sì. Abbiamo indicato una direzione, sanità pubblica. Assolutamente è la prima forma, la più grande forma di giustizia sociale, garantire il diritto di cura a tutte le persone, è la più grande conquista del nostro Stato moderno, e devo dire che noi siamo tutti, e lo ripeto sempre, dei felici eredi delle intuizioni e dei progetti di riforma di Tina Anselmi. Avendo la Regione questa regia, bisogna lavorare sulle liste d'attesa. In questo momento abbiamo liste d'attesa molto alte, 300.000 veneti che rinunciano a curarsi, altri veneti che vanno dalla sanità privata col cosiddetto out of pocket, quindi si pagano le cure. Per riuscire a far sì che la sanità pubblica sia adeguata alle strutture, dobbiamo lavorare su un piano straordinario di assunzione di medici, infermieri, operatori sanitari. Questo è fondamentale, deve essere riconosciuto il loro ruolo di eroi, fondamentale. Nel Covid tutti i giornali dedicavano copertine, la sanità ai nostri eroi. Ecco, dobbiamo recuperare questa gratitudine verso queste persone che ogni giorno si occupano di un nostro diritto primario. Sul fronte delle risorse è necessario che venga
richiesto con forza e preteso, uso proprio questa parola, preteso con forza, che il governo centrale arrivi al 7% di spese sanitarie rispetto al PIL, cioè 7% del PIL in spesa sanitaria. Questo farebbe sì che l'Italia ritornasse a livello delle altre nazioni europee. In questo momento in spesa sanitaria è solo il 6% del PIL, quindi molto più basso rispetto agli altri. È necessario richiederlo con forza tutti quanti insieme. Poi all'interno della regione anche l'allocazione delle risorse deve essere fatta con cura, perché ascoltando le persone nei vari incontri, una vera emergenza è sulla sanità mentale. Le direttive dell'OMS direbbero che le regioni dovrebbero spendere il 5% della spesa sanitaria regionale in sanità mentale. Nel Veneto purtroppo è una grande assente, ci attestiamo al 2,8% di spesa. E su un tema che soprattutto tra i più giovani è molto sentito. Noi abbiamo fatto delle proposte, dico noi nel senso che già i consiglieri regionali di opposizione avevano introdotto delle richieste dello psicologo di base di cercare di prevenire i bisogni psicologici per evitare la cosiddetta sanitarizzazione dei bisogni psicologici, prendendoli prima dal punto di vista sociale. Ecco, prenderli prima dal punto di vista sociale è fondamentale, uno per l'adeguatezza e l'efficacia della risposta, ma anche per una questione economica. La prevenzione costa meno della cura ed è necessario quindi che la Regione attui in modo molto fermo questa idea di una sanità pubblica che non lascia indietro nessuno e che cerca di guardare con attenzione a tutti i nuovi bisogni e le nuove fragilità. Ultimissima cosa, la preoccupa il rischio astensione? Cioè o si può recuperare? Allora, moltissimo, mi preoccupa moltissimo, mi preoccupa oltre che come candidato, come persona, come cittadino. Ritengo che il diritto al voto, il diritto alla partecipazione alla vita pubblica sia una delle più grandi conquiste che abbiamo avuto. Sono stato alla presentazione di un libro, Democrazia senza popolo, recentemente, e lo spettro che sempre meno persone vadano a votare è qualcosa che deve essere assolutamente scongiurato. Alla fine di ogni incontro pubblico cerco di promuovere il fatto che noi tutti, noi persone che vengono ai dibattiti, persone che si occupano dell'informazione, persone che si occupano della politica del proprio territorio, cerchino di stimolare la partecipazione al voto. Penso che sia fondamentale non soltanto per il Veneto, ma anche per l'esempio che potremmo dare sulla politica nazionale. Speriamo di vedere, diciamo, le code come a New York per l'elezione del primo sindaco musulmano. Avvocato, grazie molte, buon lavoro, a presto. Grazie a lei. Giovanni Manildo, candidato presidente della Regione del Veneto per il centro-sinistra. Andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo subito. La strage degli alpinisti italiani in Nepal purtroppo era stata confermata ieri già la morte di Alessandro Caputo, milanese, e di Stefano Farronato. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti su questa tragedia. Purtroppo ci sono altri italiani dispersi, li si sta cercando attivamente. Non c'è stato più nulla da fare per il cassolese Farronato e per Caputo, che era originario di Milano, che sono stati evidentemente travolti da una gigantesca slavina. Sentiamo Vanessa Banzato. Abbiamo un peso notevole, no? Sulle spalle. E devo dire è stata una notizia sconvolgente. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Cassola, quella arrivata dalla Farnesina, che ha confermato la morte dei due alpinisti, il cassolese Stefano Farronato e il milanese Alessandro Caputo, due dei tre escursionisti che stavano affrontando la scalata del Pambari Mal, mirando alla vetta a quota 6.887 metri. Assieme a loro il piemontese Walter Perlino, che si è salvato per miracolo a causa di un malore che lo aveva
aveva costretto a restare al campo base. I 2 escursionisti, seppur molto esperti, sono stati travolti da una tempesta di neve. Di loro si sono perse le tracce venerdì scorso, 31 ottobre. Perlino aveva dato subito l'allarme, le ricerche erano partite fino alla terribile scoperta dei corpi senza vita dei 2 alpinisti. Palpabile il dolore del sindaco di Cassola, Giannantonio Stangerlin, che ben conosceva Stefano Farronato, che viveva con la sua famiglia a San Zeno. È molto pesante come situazione che si è creata, un po' per tutta la comunità, perché Stefano era persona conosciuta da tutti. Lei ha avuto modo di contattare anche la mamma e la sorella di Stefano? Sì, questa mattina sono andato a porgere ovviamente le condoglianze, prima di tutto come amico, perché li conosco da parecchi anni, ma devo dire, credo che l'abbraccio che ho dato loro sia un po' simbolico anche dell'abbraccio di tutta la nostra comunità. La famiglia si sta organizzando per portare avanti le pratiche per il rimpatrio della salma. L'intenzione è quella di fare le esequie qui a Cassola, possibilmente, e naturalmente il nostro comune per quel giorno indirà il lutto cittadino. Lutto cittadino in memoria di Stefano Farronato, e toccanti le parole del sindaco nel riportare il racconto della madre dell'alpinista cassolese. Quello che mi diceva la mamma è che li hanno trovati in posizione dormiente, cioè come se stessero appunto dormendo. Ecco, forse questa è l'unica consolazione che possiamo darci e può darsi soprattutto la famiglia, e cioè il fatto che Stefano si sia addormentato nell'ambiente che lui ha sempre amato e ha sempre voluto anche sfidare, ma sempre con massimo rispetto. Così il sindaco di Cassola, sentiamo il ricordo di Farronato da parte di una sua carissima amica. Partiremo per una traversata integrale in autosufficienza della calotta glaciale del Vatnajökull in Islanda, che ha una superficie un po' più piccola della Corsica, per avere un'idea delle dimensioni, con una massa di ghiaccio alta 1 chilometro circa e che si sta andando a sciogliere. È una soddisfazione avere 50 persone che perdono il loro tempo per venire a fare un corso di olevicoltura e l'attività è hobbistica, per cui qui abbiamo la gestione del territorio, anche dunque la salvaguardia delle fotografie del territorio della Pedemontana. Sicuramente Ambrogio Fogar, con una trasmissione che facevano negli anni 80 che era Jonathan Dimensione Avventura. Io oggi ho 50 anni, dunque ero piccolo, è quella che sicuramente mi ha folgorato in tal senso. Arrivare in cima sarà, se riusciamo, un sogno importante. Sicuramente questa sarà una salita che dedicherò a mio padre. Questo e molto altro ancora era Stefano Farronato, alpinista, arboricoltore, triclimber, esploratore innamorato della natura e dell'avventura, morto facendo quello che più amava, scalare le montagne. Aveva dedicato al papà Bertillo, scomparso lo scorso luglio, il raggiungimento della vetta del Pambari Himal, come abbiamo sentito dall'ultima intervista rilasciata al nostro microfono il giorno prima di partire per la spedizione che gli è costata la vita assieme all'amico Alessandro Caputo. A raccontarci che era Stefano è una carissima amica che ha voluto incontrarci tra gli alberi. Stefano era un professionista e non lasciava nulla al caso, sia nel lavoro con i suoi alberi, con la sua natura, sia nelle sue spedizioni, quindi cura dei particolari, dei dettagli, perché l'attrazione era forte, ma sapeva che ogni esperienza era unica e particolare, quindi in questo modo la trattava. Un personaggio scomodo sicuramente, a volte anche con il megafono andava a dire quello che aveva da dire, ma sempre con una spiegazione, non era mai un predicare fine a se stesso, era proprio un portare le proprie idee, perché non era mai una cosa solo per lui, era una cosa sempre con una visione molto ampia, molto bella. Penso che chiunque si ricorderà di lui guardando un albero in
in pianura, in città, in montagna, perché era la sua vita, il suo modo di essere. Servizio di Vanessa Banzato. Vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi. L'addio a Riccardo Lovat, inventò le talpe che scavano gallerie. Originario di Libano di Sedico, è morto in Canada a 97 anni. Nel dopoguerra emigrò in Nord America in cerca di fortuna. Emanuele Fiano, ex deputato Dem, presidente di Sinistra per Israele, è tornato a Ca' Foscari, dove era stato imbavagliato da una protesta studentesca. L'università era blindata e insieme a Fiano c'era anche la ministra Bernini. Fuori, polizia antisommossa, la locale, i carabinieri, arrivano i ragazzi e le ragazze del Fronte della Gioventù Comunista, come annunciato, striscione e bandiere alla mano. Dentro l'università, Laura Balatto si prepara a ricevere l'ex parlamentare Dem e presidente di Sinistra per Israele Emanuele Fiano, per ricominciare lì dove una settimana fa era stato interrotto dopo l'irruzione dei contestatori pro-Pal. Evento blindato, la partecipazione solo su invito alla presenza della ministra dell'università Anna Maria Bernini. Solo 8 gli studenti in aula appartenenti all'Associazione Futura, promotori dell'incontro dello scorso 27 ottobre e concluso una settimana dopo. Il tema: Israele e Palestina, due popoli, due stati. Noi vogliamo promuovere l'ascolto, l'avevo detto la volta scorsa ma lo ripeteremo anche oggi, non è un evento dove si deve per forza concordare col relatore, ma è un evento dove bisogna mettersi in discussione, avere consapevolezza che c'è tanto da imparare e per questo provare a vedere anche le cose da una prospettiva diversa. Come studenti voi avete condannato fermamente la presa di posizione di chi ha fatto irruzione una settimana fa nella stanza di San Giobbe? Certo, perché anche in quell'occasione non c'è stata volontà di dialogo, abbiamo più volte chiesto che si sostituissero a noi di Futura per fare loro le domande e aprire un dibattito ovviamente, ma questo non è stato reso possibile. Questo è il senso di questa iniziativa, consentire all'onorevole Fiano di concludere il discorso che era stato interrotto e quindi quest'Aula un po' riproduce lo stesso ambiente di lunedì scorso. È un'iniziativa promossa dagli studenti di Futura e così abbiamo voluto dare spazio agli studenti affinché concludessero le domande che avevano preparato. Emanuele Fiano dunque è tornato a Ca' Foscari, ma è la commozione a prendere il sopravvento non appena prende parola. Tutti voi Il pensiero a Yitzhak Rabin, primo ministro israeliano ucciso 30 anni fa da sionisti di estrema destra e che con Arafat parlò concretamente di pace. Le due narrazioni della storia, quella israeliana e quella palestinese, non coincideranno mai e quindi ad un certo punto due che si erano combattuti e ognuno dei quali pensava dell'altro che avesse le mani sporche di sangue, hanno deciso che bisognava iniziare non più a parlare del passato ma a parlare del futuro. Il focus poi sulla storia israeliana, le ragioni dell'attuale guerra, molto spazio all'attentato del 7 ottobre, la volontà di ricominciare dalle parole nessun genocidio in atto, secondo Fiano, in Palestina. Per me, per dare un giudizio terribile sulle decine di migliaia di morti a Gaza non importa la parola, perché se lei lo chiama massacro o genocidio rimane il fatto che sono morte decine di migliaia di civili. Discutiamone pure se questo è importante. Io non credo che sia importante per affermare i diritti del popolo palestinese, per lottare per la pace, perché la guerra non riprenda, perché le armi cedono il posto alle trattative. Io sono la scorta istituzionale e democratica di Emanuele Fiano. L'università è il luogo della libertà, ma anche della libertà di dissenso, e che è un luogo aperto, profondamente libero, un'agorà, non uno stadio dove ognuno si rintana e si perde nella sua curva. Questa è la differenza. Così il ministro Bernini, e intanto all'esterno, come avete visto, c'erano gli studenti, era arrivato anche il portavoce da Roma che ha detto che bisogna contestare chi nega il genocidio in atto in Palestina. Chi nega il genocidio del popolo palestinese, chi fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi e fa di tutto per impedire che abbiano un futuro, non è il benvenuto. Gli studenti di Venezia non danno il benvenuto alla sinistra per Israele Emanuele Fiano.
Se Fiano avesse voluto un incontro avrebbe organizzato un'iniziativa diversamente, invece è venuto a fare un'iniziativa blindata con questo schieramento di polizia in un'università blindata, precisamente non con la volontà di parlare con gli studenti. A noi questo ci sembra molto chiaro. Se avessero voluto avrebbero fatto un altro tipo di iniziativa, non sarebbero venuti a blindarsi con il governo, con un ministro e con la polizia. La posizione è chiara, il portavoce di Gioventù Comunista arrivato da Roma si schiera con i ragazzi, bandiere e striscioni alla mano davanti al cordone di polizia in tenuta antisommossa a interrompere l'avanzata pacifica verso l'università, lì dove dopo pochi minuti avrebbe preso parola l'ex deputato Emanuele Fiano. È un diritto contestare in un'università un politico che ha quantomeno delle posizioni controverse. Fiano è un politico di lungo corso che ha assunto posizioni di sostegno allo Stato di Israele mentre Israele sta commettendo crimini di genocidio, è un politico che nega che sia avvenendo un genocidio contro i palestinesi. Si aspettava di non ricevere una contestazione? Doveroso contestare chi nega il genocidio, dicono i manifestanti. Fiano si schiera così con il governo per un DDL liberticida, un disegno di legge depositato in Parlamento per punire presunti crimini di odio antisemita, ma dove, ribadiscono, la definizione di antisemitismo è molto interpretabile e non si può continuare a bollare come antisemita chiunque si mobiliti per la Palestina. Alla domanda a Fiano se per lui antisemitismo e antisionismo siano la medesima cosa, risposta affermativa. Gioventù Comunista rincara. Noi siamo per i due stati, noi siamo per uno Stato palestinese nei confini del 67, ma c'è una grande ipocrisia di fondo che andrebbe detta a Fiano e che vorremmo dirgliela se ci fosse la possibilità di discutere, e cioè che oggi non si può essere allo stesso tempo per i due stati e per Israele, perché oggi quello che fa Israele è esattamente cercare di cancellare la possibilità che possa nascere uno Stato palestinese. All'accusa di aver di fatto zittito un ex parlamentare per le sue posizioni, i manifestanti ribadiscono il diritto di contestazione. Fiano ha parlato mezz'ora, 40 minuti prima di essere contestato e nell'ultima settimana ha parlato a reti unificate con molta poca possibilità di replica, a onor del vero, per la nostra organizzazione che è stata accusata falsamente di antisemitismo, quando è chiarissimo che Fiano viene contestato per le sue posizioni politiche. Ma secondo voi Moni Ovadia sarebbe stato un altro ebreo con altre posizioni, sarebbe stato contestato nell'Università di Venezia? Questa è la verità. Servizi di Heidi Kaliman, ed è stato intanto sgomberato l'ex studentato Meneghetti a Padova. 21 attivisti del centro sociale Pedro sono stati denunciati dopo l'occupazione. La polizia ha sgomberato l'ex studentato Meneghetti di via Santa Eufemia a Padova, occupato dagli attivisti del centro sociale Pedro. L'intervento, scattato su disposizione del questore Marco Odorisio, è stato motivato dalla necessità di restituire lo stabile, chiuso da 13 anni per problemi strutturali, all'Università di Padova, proprietaria dell'immobile concesso incomodato all'ESU, e di garantire la sicurezza degli occupanti. Contrariati, un gruppo di studenti si è radunato davanti alla sede centrale del BO per continuare la protesta. 30 uomini della Celere e altrettanti Digos sono entrati per sgomberare decine di studenti che stavano dormendo alle 7 del mattino. Questo ci dimostra due cose: che nonostante la loro narrazione sia legata al tema della sicurezza, su cui noi ci eravamo estremamente presi cura, avevamo delimitato gli spazi inagibili, avevamo chiamato un ingegnere, oggi lo stesso ingegnere doveva venire per firmare una perizia, nonostante appunto loro usino la scusa della sicurezza, abbiamo capito che forse il tema è che abbiamo toccato un nodo un po' scoperto, un nervo scomodo che dimostra una speculazione edilizia di 13 anni in uno studentato chiuso dal 2013. Una ventina di attivisti aveva forzato il cancello e preso possesso dell'edificio, esponendo striscioni e denunciando la mancanza di spazi per gli studenti. Dopo l'ingresso degli agenti, 21 giovani sono stati identificati e denunciati per invasione di edifici. Sulla questione è voluto intervenire anche il sindaco, Sergio Giordani. Non va bene occupare, questo l'ho detto. Dobbiamo stare calmi e tranquilli e cercare di risolvere il problema. Mi parlerò con la rettrice per capire il problema. Non sapevo neanche che esistesse questo. So che è chiuso da 13-14 anni, per cui sono 80-100 posti. Evidentemente c'è qualche problema da mettere a posto di sicurezza, ma il problema è risolvere.
è questo, per cui tutti calmi e tranquilli, la polizia fa il loro dovere, loro fanno il loro dovere anche loro, ognuno interpreta la sua parte, io faccio quello che cerca di risolvere i problemi nel limite del mio possibile, vediamo se ci riesco. La legalità è il primo passo perché ogni bene pubblico possa tornare davvero alla comunità, ha invece affermato il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, mentre la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli si è detta aperta al dialogo e al dibattito per risolvere la situazione. Servizio di Marta Zatta e si parla di giovani in questo periodo di campagna elettorale, ne ha parlato prima Giovanni Manildo. Sentiamo cosa ha detto con un progetto Generazione Veneto il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani. Abbiamo lanciato Ecosistema 2530, abbiamo lanciato la certificazione Young Friendly per le imprese e anche tante iniziative più concrete come il piano casa che ovviamente riguarda la necessità di tantissimi ragazzi di poter accedere ad una casa a prezzi calmierati. Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto e giovane a sua volta con i suoi 32 anni, lancia la certificazione Aziende Young Friendly, un attestato di riconoscibilità delle realtà produttive che mettano in campo tutta una serie di iniziative per far sì che i giovani non scelgano di emigrare altrove, magari all'estero. Li tratteniamo qui valorizzandoli anche dal punto di vista del welfare, quindi non può essere solo una questione di stipendi, che ovviamente è assolutamente fondamentale, ma anche una questione di welfare aziendale, quindi garantire la possibilità per ciascuno di loro di poter accedere a queste forme di welfare nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio, di poter incentivare ovviamente le imprese che ne fanno promozione. Idee, spunti raccolti parlando direttamente con loro, i giovani, i ragazzi in piazza. L'abbiamo chiamata Generazione Veneto, che vuole raccontare quanto i giovani del Veneto vogliono dare a questa straordinaria terra. Lo faremo con un network di idee che lanceremo il 15 di novembre mattina e lo faremo insieme a tanti giovani per dare loro voce e dare loro la possibilità di indicarci la via. Un percorso con più direttrici, quello incentrato sulla generazione Z, dice Stefani, come Ecosistema 2530, progetto nato anch'esso per fermare la fuga di cervelli in atto ormai da anni, potenziamento della rete della formazione tecnica e professionale da un lato, percorsi post lauream dall'altro per far dialogare mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Quando si fa politica non si guarda solo ad oggi, non si può guardare solo a domani, ma si guarda alla società dei prossimi anni. Solo così si potrà creare un futuro dignitoso e forte per il nostro territorio. Incalzato sulla giunta da nominare in caso di vittoria, Stefani non si sbilancia mentre torna a parlare di infrastrutture e ribadisce la volontà di proseguire sulla strada di costituzione di un holding autostradale del nord-est. Solo così si potranno trovare degli investimenti importanti per poter sviluppare una rete infrastrutturale importante nel nostro territorio, di poterlo fare dimostrando anche dove vogliamo individuare i fondi. Servizio di Lina Paronetto, vediamo la crisi delle acciaierie Valbruna a causa della possibilità di perdere gli impianti produttivi di Bolzano. Ieri l'incontro dei lavoratori a Roma al Ministero. Sentiamo Daniele Garbin. Continua l'apprensione per i 3.000 quasi dipendenti della Valbruna, la storica acciaieria vicentina sorta 100 anni fa, proprio per la decisione della provincia autonoma di Bolzano di eventualmente sospendere la produzione negli impianti che sono sorti lì 30 anni fa. A scadenza del contratto l'azienda potrebbe perdere un asset principale anche dal punto di vista strategico e di importanza nazionale. Ecco la necessità di fare una massa critica anche delle forze politiche congiunte. Ieri l'incontro a Roma al Mimit con il ministro Urso. Ripercorriamo col servizio com'è andata. Nella procedura della Golden Power, che risponde a delle regole precise, abbiamo accertato che la produzione siderurgica della Valbruna è di interesse strategico nazionale, comunicando alla provincia di Bolzano che deve garantire la continuità produttiva e ci aspettiamo, anche alla luce del tavolo di oggi, che recepisca
questa indicazione. Il ministro Urso conferma dunque l'asset strategico degli impianti siderurgici della Valbruna a Bolzano nell'incontro con i sindacati convocati al tavolo presso il Mimit a Roma. Ribadita pure la necessità di preservare un asset industriale nazionale che garantisce eccellenza tecnologica e occupazione strategica anche sotto il profilo della difesa. A preoccupare i lavoratori però la posizione della provincia autonoma di Bolzano, che non ha ancora manifestato l'intenzione di tornare sui propri passi nel voler mantenere cioè il bando per una nuova assegnazione dell'area siderurgica in scadenza contrattuale. A rischio quasi 3.000 posti di lavoro. E la provincia di Bolzano, che si convocherà in giunta venerdì, deve analizzare e finalmente dirci quello che decide. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione, che è la posizione iniziale, che ancora oggi è una posizione solida anche tra i lavoratori, che questa discussione sulla Valbruna può proseguire mantenendo l'occupazione e anche mantenendo la capacità produttiva e gli investimenti solo se la provincia di Bolzano ritira il bando. La palla passa alla provincia autonoma di Bolzano, che ha sul tavolo diverse opzioni. Resta il fatto che il pressing è comune sia delle forze politiche bipartisan a livello nazionale e locale. Lo ricorda anche il sindaco Giacomo Possamai ieri sera al termine di una lunga giornata. Oggi abbiamo ribadito l'impegno di tutto il nostro territorio per fare in modo che prosegua l'attività produttiva di Valbruna a Bolzano. Questo perché l'attività di Bolzano è profondamente connessa con quella di Vicenza e quindi anche i posti di lavoro di Bolzano sono profondamente connessi con quelli che sono nella nostra città. Il ministro Urso ha ribadito la volontà del governo di utilizzare il Golden Power nel caso di necessità, cioè dopo l'eventuale assegnazione del bando, ma è stato anche richiesto formalmente alla provincia di Bolzano di ritirare il bando e quindi di evitare questo rischio. La provincia di Bolzano, rappresenta il vicepresidente, si è impegnata ad esaminare il tema in giunta. Noi torniamo a far sentire forte la nostra voce, il nostro appello. È necessario assicurare la continuità produttiva di Bolzano, tutelare i posti di lavoro e fare in modo che un'azienda determinante per il nostro territorio possa continuare a esercitare il proprio mestiere. Così il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Mandiamo un saluto a Fabio Verin, un carissimo collega che va in pensione, è il primo pensionato, pensate, dei dipendenti di Media Nord-Est, è stato con noi fin dall'inizio dell'avventura di Media Nord-Est, che era partita molti anni fa, da Bassano de Grappa con una piccola emittente, poi con i nostri editori, gli ingegneri Giovanni e Filippo Iannacopoulos, è diventato il network di oggi con 1 milione di telespettatori quotidiani. Fabio Verin ha fatto un grande lavoro per quanto riguarda la parte tecnica, non ci perderemo, nel senso che poi quando si va in pensione poi si torna sempre nell'azienda a cui si è rimasti legati per tanti anni. Auguri Fabio, grazie. Vediamo gli ospiti di stasera a Focus, se riesco a rintracciarli, eccoli qua. Laura Besio, Annalisa Nalin, Andrea Nardin, Giuseppe Pan, Arnaldo Pitton, Nicolo Rocco e Antonella Tocchetto. È tutto per oggi, grazie, buona giornata.